circolare 1, per noi la farà il nostro... Ma... Pronto? Ok. Ciao a tutti ragazzi, allora voi sapete che ogni anno l'IFAB si ritrova per le nuove regole, fanno l'assemblea generale annuale e il 2 marzo del 2019 hanno decretato dei cambiamenti alle regole del calcio, del gioco del calcio. Ce ne saranno parecchie, quindi vedremo le regole, ci saranno dei video. La prima, la regola numero 3 dei calciatori. Da quest'anno praticamente il calciatore esce dal punto perimetrale più vicino, ok? Almeno che non venga autorizzato dall'arbitro a uscire nella linea mediana, salvo discorsi di sicurezza, ok? Infortuni, oppure una squadra che sta perdendo, sta vincendo 2-1, ok? Il giocatore perde tempo, nel senso vuole perdere tempo, però l'arbitro dice che può uscire dalla linea mediana solo se lo fa correndo, ok? Può uscire dalla linea mediana solo correndo. In tutti gli altri casi deve uscire dal punto perimetrale più vicino. Ecco qua il giocatore che sta per entrare. Il giocatore dall'altra parte del campo che si trova sul punto perimetrale più vicino esce e il giocatore di riserva entra. Ecco qua. Giocatore infortunato vicino alla linea perimetrale, opposta, esatto, dalla linea mediana. Le panchine sono dall'altra parte. Quest'anno questo sarebbe giusto, l'anno scorso lui poteva uscire dalla linea mediana, però quest'anno è giusto, a meno che lui non correva verso la linea mediana, però lui cammina, quindi giallo, ok? Perché doveva uscire dal punto perimetrale più vicino, ok? Solito discorso ragazzi, le sottomaglie devono essere dello stesso colore della maglia, quindi tante squadre quest'anno ormai fanno il discorso di avere, non c'è più la manica lunga, c'è la manica corta con la sottomaglia uguale alla manica di gara, alla maglia di gara. E mi raccomando che sia dello stesso colore della manica e in certi casi alcune società hanno dei motivi o dei colori che riproducono esattamente quelli delle maniche delle maglie. Da quest'anno ragazzi c'è il discorso dei provvedimenti disciplinari ai dirigenti e allenatori, ok? Ci hanno spiegato da uno CAI che praticamente esiste ancora il richiamo, ok? L'arbitro può fare un richiamo, può fare la munizione e può fare l'espulsione, ok? Fai partire il video così spieghiamo. Ok, qua qualcuno ha gettato il pallone in campo, ok? In questo caso interferisce, l'arbitro deve interrompere la gara, ok? E deve fare una rimessa, però prima qualcuno ha lanciato il pallone dalla panchina, ok? Io vado dalla panchina e dico, mister, so che lei è il primo responsabile, ok, di tutti quanti, cioè il mister è il primo responsabile di tutti quanti, o mi dice che è stato o devo espellere lei. Quindi voi, se vi succede questa cosa, oppure per esempio uno che tira giù la panchina, un cartone, panchina distrutta, voi non avete visto niente, andate là, mister, so che lei è il primo responsabile di tutti quanti, o mi dice che è stato, o viene fuori che è stato, o devo espellere lei. Così ci è stato detto di fare. Non c'è il discorso di andare là e di fare subito rosso al mister. Voi andate dalla panchina e dite questo. Se non salta fuori che è stato, il mister viene espulso. Ok? Qua abbiamo il discorso un rigorista. Di solito il numero 10 della squadra è un rigorista, no?
ok? Quello che batte il calcio di punizione può essere un rigorista. Se questo numero 10 ipotetico è sul terreno di gioco, ok? E subisce un intervento imprudente o negligente o comunque un grave fallo di gioco e sta per terra, voi dovete chiedere: lei per caso batte rigore? Se vi dice sì, no, sì, può stare in terreno di gioco, no, esce, ok? Anche questa è un'altra regola cambiata. Allora, dall'anno scorso chi vinceva il sorteggio sceglieva solo il campo, da quest'anno chi vince il sorteggio sceglie o palla o campo, ok? E poi abbiamo il discorso della rimessa da parte dell'arbitro. Allora, per evitare il discorso la rimessa da parte dell'arbitro si faceva con: io faccio la rimessa, c'è un giocatore locale e ospite dal pallone, ok? E per evitare discorsi antisportivi oppure discorsi di rimesse che vengono diciamo fatte e poi ridate a 100 metri o 50 metri, hanno messo questo discorso qua. Viene fatta la rimessa da parte dell'arbitro con l'ultimo giocatore che aveva il possesso della palla, ok? Se in area di rigore, al portiere, ok? Quindi gioco che viene interrotto in mezzo al campo, ok? Ce l'aveva il numero 8 dei gialli, io devo fare la rimessa da parte dell'arbitro dove era il giocatore 8, ok? E aveva il pallone e tutti quanti gli avversari a 4 metri, ok? Minimo 4 metri. E... cosa? Sì, è in area, fuori area. Se è in area, la rimessa da parte dell'arbitro sarà semplicemente fatta al portiere. Quindi, un'altra cosa che è cambiata è il discorso che se il pallone tocca un ufficiale di gara, ok? E il possesso da giallo va a rosso, ok? L'arbitro dovrà effettuare una propria rimessa e restituire la palla ai gialli, ok? Se il pallone, una squadra gialla sta facendo un attacco, ok? Lancio di una squadra dei gialli, io tocco il pallone e mando in porta un altro giallo e attivo un'azione promettente per i gialli, devo interrompere e effettuare una propria rimessa, sempre ai gialli, ok? Se un giallo lancia il pallone, colpisce me e inizia un'azione promettente, un rosso, devo interrompere e fare una rimessa da parte dell'arbitro ai gialli, ok? Se la squadra che sta facendo un giro palla in difesa, ok, becca a me per sbaglio e la squadra che sta facendo il giro palla ha di nuovo il pallone, quindi non è un'azione promettente e nient'altro, resta il possesso ai gialli e si farà proseguire il gioco. Ecco qua, pallone al Bayern Monaco, ok? Cambio il possesso, quindi rimessa da parte dell'arbitro per il Bayern Monaco. Ok? Regola dell'anno scorso: se un portiere l'anno scorso poteva far gol con le mani dalla propria area, quest'anno non è più possibile, cioè il portiere non può fare un lancio con le mani e far gol nell'altra porta, invece l'anno scorso era possibile. Questo è il solito discorso che ogni infrazione se un calciatore tocca intenzionalmente il pallone con la mano, con il braccio, compreso se muove la mano con il braccio verso il pallone, queste sono di falli umani. Però secondo me è meglio fare vediamo i video che... Ecco qua, allora, è come l'anno scorso ragazzi, braccio largo, sopra la spalla, calcio di rigore sempre, ok? Eccolo qua, c'è intenzione, aumenta il volume del suo corpo, allarga il braccio sopra la spalla, calcio di rigore. Ecco, qui c'è il discorso che un calciatore non può
segnare una rete con la mano, ok? Non può stoppare la palla con la mano anche se è attaccata al corpo, ok? E dopo tirare in porta e far gol. E non può creare un'azione promettente con uno stop di mano, passo la palla al mio compagno e dopo gol. Quindi qualsiasi tocco di mano nell'area dell'attacco è punibile con il calcio di punizione diretto. Braccio attaccato, braccio largo, io passo il pallone, la palla va in gol, rete annullata. Anche braccio attaccato ragazzi, così, pallone, fallo di mano. Anche se io me la calcio addosso, ok? Me la calcio addosso, mano, la palla va al mio compagno, gol, rete annullata, ok? È un'infrazione se un calciatore tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone. Ottiene il possesso e controllo del pallone dopo che questa ha toccato le sue braccia, mani e poi segna nella porta avversaria, come vi ho detto, o crea un'opportunità di segnare una rete. Segna nella porta avversaria direttamente con le mani, braccia, anche se accidentalmente compreso il portiere. Era stato interpretato, bisognerebbe capire il motivo, con se l'attaccante in qualunque punto del campo gli rimbalza il pallone sulla mano, allora solo perché è attaccante fischio sempre. Non è esattamente così, come ha detto bene Dalzi, è una questione che viene posta una maggiore attenzione sull'attaccante quando sviluppa un'azione importante, un'azione di attacco promettente. Quindi, come in tutti gli altri casi, se ti rimbalza il pallone al centrocampo senza alcun tipo di sviluppo dell'azione, non è che adesso, perché l'attaccante davanti alla propria area, che gli arriva per sbaglio il pallone, lui ha il braccio lungo il corpo, devono fischiare sempre. È una questione, come ha detto Dazzi, di creare un'opportunità di segnare una rete o segnare una porta avversaria. Questo perché qualcuno l'aveva interpretato in maniera assolutistica, cioè difensore vediamo l'azione, attaccante appena gli arriva sulla mano fischiamo sempre. In questo caso ha a disposizione anche il CRA, che sono anche le nostre, come ha detto bene Federico, quindi un fallo di mano a centrocampo da parte dell'attaccante non si fischia per autonomia. Certo che se lo prendo con la mano, lancio immediatamente in area, c'è davanti, segna, il discorso cambia, diventa un'azione promettente. Quindi valutate questo, se è laterale o continuano a giocarlo, giocano. Ci deve essere l'immediatezza, ok? Immediatezza, se no non si fischia. Tutto chiaro su questo punto? Qua, stessa cosa di prima ragazzi, vedete? Stop, tocco con la mano per aggiustarsi il pallone, rete annullata. Qua, stessa cosa. Questo secondo me è anche volontario, quindi anche possibile per munizione col disciplinario, perché dopo calcia in porta. Occhio al discorso che se l'aggiusta con la mano intenzionalmente, volontariamente e poi calcia in porta, giallo perché è un comportamento antisportivo. Anche questa non è involontario, è involontario, però gli arriva sul braccio e il giocatore se la giusta per calciare o per fare una spa, un'azione promettente, calcio di punizione diretto per la difesa. Questo è simile a un vecchio episodio, adesso qua lo vedete meglio. Rete annullata, questo è. Testa, braccio, rete annullata, come l'episodio del tempo fa del derby di Adriano, non so se ve lo ricordate, che Adriano se la tira addosso la mano e poi gol. Rete annullata, testa, braccio, rete annullata. Ok, è di solito un'infrazione se un calciatore tocca il pallone con le mani e braccia quando queste sono posizionate in un modo innaturale, aumentando lo spazio occupato dal corpo. Queste sono al di sopra dell'altezza delle sue spalle, a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente il pallone che poi tocca mani e braccia. Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone tocca mani e braccia del calciatore provenendo direttamente dalla testa o dal corpo, compresi i piedi di un altro calciatore che è vicino. Ecco qua.
Calciatore vicino, però c'è il braccio largo, anche se è vicino è punibile con il calcio di punizione diretto o di rigore. Questo, una parata, quindi braccio largo, aumenta il volume del mio corpo, quindi calcio di rigore e provvedimento disciplinare giallo perché è un tiro in porta, perché va verso la porta. Vedi, si può andare in giallo. Questo ne stavano parlando anche a Raduno Kai. Questo poverino al sole, cioè nel senso magari non può anche non farla apposta, però braccio sopra la spalla, ok? Tocca il pallone con la mano, quindi calcio di rigore. Questo Piqué, colpo di testa, lui non vede niente, braccio sopra la spalla, calcio di rigore, ok? Ecco, questo occhio ragazzi che sono casi particolari, ok? Quindi quello che vi ho detto prima e che ho letto prima, se un calciatore si tira addosso la palla nella mano, ok, nella propria mano, mai calcio di rigore, ok? Mai. Qua se la tira addosso, eccolo qua, buon, addosso, lasciate proseguire il gioco. Oppure fare il gesto solito. Eccolo qua. Testa, spalla, testa, braccio, non punibile. Non gioca, vabbè, gioca che non vuoi, no. Se fai così non dici niente, non lo capisco. Prima un'altra parte del corpo. Tocca prima un'altra parte del corpo, quindi non sono punibili. Quelli fatti dal difendente. Sì, quelli fatti dal difendente. Specifica. Quelli fatti dal difendente. In area di rigore della parte avversaria, questo qua, e poi calcio in porta, calcio di punizione diretta. Se questo fosse fatto dall'attaccante, Calcio di punizione diretta per la difesa. l'importante è difendente e attaccante. Quello che ha detto Fede prima, che nell'area avversaria, in attacco, c'è più attenzione. Ecco. Questo qua è un caso femminile dell'anno scorso, mi sembra. Sì, se la calcia addosso, mai calcio di rigore questo. E un altro discorso molto importante che succede spesso, uno contro uno in area di rigore, ok? Difensore che si appoggia nel terreno di gioco per essere in equilibrio con il proprio corpo, se non aumenta il volume del suo corpo, e quindi mi appoggio sul terreno di gioco con il gomito, ok? E il pallone gli arriva addosso, mai calcio di rigore. Se il giocatore quando è disteso aumenta il volume del corpo con il braccio, calcio di rigore, e la palla viene beccata dal braccio, calcio di rigore. Non so se ci sono i video. Questi sono invece discorso di mai calcio di rigore, braccio attaccato, ok? Non aumenta il volume del corpo, non è sopra la spalla, il braccio è attaccato del difendente, quindi mai calcio di rigore. Ricordatevi sempre il braccio così in aria dei difendenti, mai calcio di rigore. Allora, ricapitolando, ma ci faccio le tue crani, il conto è che sia così, lo tocca, è attaccato al corpo, okay? Se così, è vero che non è sopra la testa della spalla, però non è attaccato, aumenta il volume. Quindi senza fare chissà che, ricordatevi sempre attaccato al corpo è un conto, è vicino, va bene, quando si allarga aumenta il volume, a quel punto là, anche così si fischia. Indipendentemente volontario o non volontario, aumenta il volume del corpo. Se il braccio è già all'altezza, ma anche se è così, è all'altezza della spalla o sopra la spalla, è sempre calcio di rigore. Maggie ha detto, a noi non c'è niente, se lui vede, non vede, vuole, non vuole. È posizionato così, è sempre calcio di rigore. Chiaro? Il discorso vale anche dall'altra parte, in attacco, se l'attaccante ha il braccio lungo il corpo è sempre punibile.
ok? La differenza tra attacco e difesa. Stessa cosa di prima, non c'è braccio attaccato al corpo, non aumenta il volume del corpo, il braccio non è alto sulla spalla, quindi mai rigore. Questo si gira, braccio attaccato, non annuncia niente, così. Questo sembra rigore ma non lo è. Braccio lungo il corpo. Eccolo qua, difensore che sta scivolando e appoggia la mano sul terreno di gioco, quindi non sarà mai punibile con il calcio di rigore, almeno che non aumenti il volume del corpo allargando il braccio. Ok, se lo prende con il braccio, quello del pallone, mai calcio di rigore. Ok, se lo prende con quello sopra che aumenta il volume del corpo, braccio sopra la spalla, calcio di rigore. Ok? Questo non punibile perché si sta appoggiando. Ok, fuori dalla propria area di rigore il portiere è soggetto alle stesse restrizioni degli altri calciatori per quanto riguarda il contatto tra il pallone e la mano. Se il portiere tocca il pallone con le mani e braccia all'interno della propria area di rigore quando ciò non è consentito, verrà assegnato un calcio di punizione diretto, ma non sarà assunto alcun provvedimento disciplinare. Faccio l'esempio, ok? Giro palla dei difensori, tocco indietro il portiere per salvare una rete tocca il pallone con la mano, nessun provvedimento disciplinare e calcio di punizione in diretta. Un calcio di punizione in diretta è assegnato se un portiere all'interno della propria area di rigore commette una delle infrazioni, controlla il pallone con mani e braccia che è stato specificato per più di 6 secondi prima di spossessarsene, tocca il pallone con mani e braccia dopo esserne spossessato e prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, tocca il pallone con braccia tranne che abbia chiaramente calciato o tentato di calciare il pallone per inviarlo, dopo che è stato intenzionalmente calciato verso di lui da un compagno di squadra, averlo ricevuto direttamente da un compagno di squadra su rimessa in linea laterale. Occhio questo, può riprenderla. Questa può riprenderla e non viene punito con il calcio di punizione in diretta. Eccolo qua, un altro caso, tocco indietro, svirgolata, non vuole prendere con le mani, può riprenderla. Svirgolata, può riprenderla. E qui viene messa un'altra delle regole che non so quante volte venga fatta, però è meglio dirla, che un'azione promettente, durante un'azione promettente, se c'è subito l'occasione di riprendere il gioco subito, quindi a meno che io non abbia tirato fuori, quindi azione promettente, ok, calciatore che viene messo a terra, ok, o trattenuto, io fischio, se non ho già il cartellino in mano, questo può prendere la palla, battere subito, ok, continuare l'azione e far segnare o far fare l'azione promettente a un compagno, sempre se io non ho tirato fuori già il cartellino, e ammonire dopo il discorso del primo che ha fatto il fallo alla prima interruzione. Se è doxo, ok, quindi 1 contro 1, azione promettente, questo lo tira giù, ok, questo che ha tirato giù può battere velocemente a un compagno che arriva, ok, fa gol, questo non viene espulso ma viene ammonito alla prima interruzione. Questo era quello che dovevamo fare fino al 30 giugno. Esatto. Il 1 luglio è la questa immagine è scritta.
Chiaro? Qua però l'arbitro deve aver fischiato là, perché lui prende la palla, fischia l'arbitro e la rigioca subito a un compagno. Cioè, tanto per essere chiari, se voi non avete fischiato, l'attaccate la ferma con la mano e calcia, Fallo di mano. dall'altra parte, Un calciatore deve essere ammonito anche se la rete non viene convalidata, se si avvicina in un modo che causa problemi di sicurezza agli spettatori, problemi di sicurezza o per l'improbabilità si arrampica sulla ricezione. Dirigenti, ok? Quindi come vi ho detto in precedenza c'è richiamo, giallo, espulsione, ok? Richiamo, le seguenti infrazioni devono di solito comportare un richiamo, infrazioni ripetute o plateali devono essere sanzionate con ammonizione e espulsione. Entrare sul terreno di gioco in modo rispettoso, non aggressivo né provocatorio, non cooperare con ufficiali di gara, ad esempio ignorare una richiesta, istruzione dell'assistente o del quarto ufficiale, lieve dissenso con parole o gesti nei confronti di una decisione, uscire occasionalmente dall'area tecnica senza commettere un'altra infrazione. Queste fanno parte del richiamo. Da quest'anno il responsabile di tutti quelli in panchina è l'allenatore. Se c'è, e se non c'è, chi fa la funzione dell'allenatore? Ok? Fra l'altro nel settore artistico è prevista la figura del secondo allenatore, che la possono mettere in distinta e dovete farlo entrare in campo. Non c'è l'allenatore, c'è il secondo. Comunque la squadra voi non riuscite a capire chi è stato, andate dal mister. Chi è stato? Ah, non so niente, non ha visto niente, faccia lei, benissimo. Giallo o rosso, a seconda come è stato fatto, e prende la munizione o l'espulsione dall'allenatore. Tutto chiaro? Sì. Se non c'è, allora c'è il dirigente a livello ufficiale, perché avete già espulso uno e anche l'altro, non è che poi andate lui e la colpa c'è. Si parla di individuare la figura come allenatore. Allenatore o eventualmente allenatore secondo. Chiaro? Quindi se già ne avete spedite due, arrivate al terzo, non c'è più nessuno, quindi a quel punto là uno alla volta, però insomma, d'accordo. Discorso dei richiami, non è che dovete fare un richiamo per ogni componente della panchina. Una volta che andate, il richiamo è unico ed è per tutti. Chiaro? Tornate la seconda volta, qualcuno si becca la munizione o l'espulsione se serve. Chiaro? Poi per quanto alla munizione, le infrazioni possibili a munizione includono non rispettare chiaramente ripetutamente i confini della propria area tecnica, ritardare la ripresa del gioco della propria squadra, entrare intenzionalmente nell'area tecnica avversaria in un modo non aggressivo né provocatorio, dissentire con parole o gesti compreso, lanciare e calciare bottigliette o altri oggetti, gesticolare mostrando chiara mancanza di rispetto con l'ufficiale di gara, ad esempio applausi sarcastici, entrare nell'area di divisione, gesticolare eccessivamente e ripetutamente per richiedere un cartellino giallo o rosso, mostrare insistentemente il gesto del VAR, gesticolare o agire in modo provocatorio, tenere un continuo comportamento inaccettabile, comprese ripetute infrazioni possibili di richiamo, mostrare mancanza di rispetto per il gioco. Sono tutte cose che facevate l'anno scorso con il richiamo ufficiale, ok? Espulsione. Le infrazioni possibili di espulsione includono, ma non sono limitate a ritardare la ripresa di gioco della squadra avversaria, ad esempio trattenendo il pallone, calciandolo lontano, ostacolando il movimento di un calciatore, uscire intenzionalmente dall'area tecnica per mostrare dissenso o protestare nei confronti di un ufficiale di gara, comportarsi in modo provocatorio, entrare nell'area tecnica avversaria in modo aggressivo o provocatorio, lanciare, calciare intenzionalmente un oggetto nel terreno di gioco, entrare sul terreno di gioco per affrontare un ufficiale di gara compreso alla fine del primo o del secondo periodo di gioco, interferire con il gioco con un calciatore avversario, con un ufficiale di gara, entrare nella sala per dire video, tenere un comportamento aggressivo, compreso sputare o mordere nei confronti di un calciatore avversario titolare di riserva, dirigente, ufficiale di gara, spettatore o qualsiasi altra persona, ad esempio raccattapalle, delegato alla sicurezza o commissario di campo, ricevere una seconda munizione nella stessa gara, perché c'è il doppio giallo anche al mister e ai dirigenti,
usare un linguaggio, fare dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi, comportarsi in modo non appropriato come conseguenza dell'uso di strumenti di comunicazione elettronici o utilizzare strumenti di comunicazione elettronici non autorizzati e condotta violenta. Qui è la spiegazione. Aspetta un attimo, torno indietro. Spiegazione: conferma delle differenti riprese di gioco per infrazioni fisiche, conferma che le infrazioni verbali, anche se rivolte all'ufficiale di gara, sono sanzionate con un calcio di punizione indiretto. Nel senso, io sono l'arbitro, il calciatore è lì e mi dice vaffanculo tutte altre robe, quindi calcio di rosso e calcio di punizione diretto da dove si trova il colpevole. Ok? Cose fisiche tutte dirette, offese indiretto. Okay? Dal punto dove si trova il giocatore che ti ha offeso. Ecco qua. Il giocatore dell'Irlanda che lancia apposta il pallone addosso a dei giocatori, quindi calcio di punizione diretto e ammonizione per comportamento antisportivo. Ok, qui la spiegazione: si capisce che l'infrazione deve essere commessa da un calciatore titolare contro un compagno di squadra o uno dei propri dirigenti, calciatore di riserva, per assegnare un calcio di punizione indiretto. Quindi un'infrazione viene commessa fuori dal terreno di gioco da un calciatore titolare, quindi io calciatore titolare contro un titolare di riserva. Contro un titolare di riserva sostituito o dirigente della propria squadra, quindi io titolare fuori dal terreno di gioco colpisco uno di questi, ok? Viene punito con il calcio di punizione indiretto dal punto perimetrale più vicino in cui si è verificata l'infrazione. Stessa squadra, calcio di punizione indiretto. Squadra avversaria diretto. Qui non c'è più il discorso di lasciare il braccio sul calcio di punizione indiretto quando magari viene battuta nella propria area di rigore, ok? O nei pressi della propria area. Quindi l'arbitro, invece di correre col braccio alzato, può star giù, perché è evidente che dalla propria area di rigore o nei pressi è quasi impossibile segnare una rete. Discorso barriere, ok? Quando c'è una barriera con 3 o più calciatori, ok? Calciatori difensori, gli avversari devono stare ad 1 metro dalla barriera. Ad 1 metro dalla barriera fino a che il pallone non sia in gioco, ok? Quindi non esiste più il discorso che il portiere fa la barriera, 3 o più, ricordatevi, e i giocatori si mettono attaccati alla barriera, quindi ad 1 metro, ok? E per essere regolare. Qua c'è il discorso che l'anno scorso questo si poteva fare, questo da quest'anno a 1 metro. Qui spiega che se un calciatore si trova a meno di 1 metro dalla barriera sarà decretato un calcio di punizione indiretto, ok? Da dove era il giocatore che non era a 1 metro. I calci di rigore, ok, solito discorso: il pallone deve essere fermo sul punto del calcio di rigore e i pali della porta, la traversa e la rete della porta non si devono muovere. Il calciatore incaricato di eseguire il calcio di rigore deve essere chiaramente identificato, come è sempre stato. Il portiere della squadra difendente deve rimanere sulla linea di porta all'interno dei pali senza toccare pali, traverse o rete, e deve avere almeno un piede nella linea laterale, nella linea bianca, facendo fronte a chi calcia. Irregolare: quando il pallone viene calciato, il portiere difendente deve avere almeno parte di un piede che tocca la linea di porta o che sia in linea con essa. Qua, perché qua è dentro la linea e non può stare, un piede, e lì è
oltre la linea in avanti. Occhio a questa, che se il calcio di rigore, nel senso io metto giù il pallone nel dischetto, faccio la rincorsa, ok? Vado per calciare e salto il pallone, il rigore verrà ripetuto, però verrà sanzionato con il disciplinare, ok? Perché il pallone non si è mosso chiaramente in avanti. L'anno scorso invece era calcio di punizione in diretta. C'è il video. C'è il video. Calcio di punizione in diretta l'anno scorso qua, giallo, e si rifà il calcio di rigore. Perché il pallone non si è mosso chiaramente in avanti. Poi, se avete domande alla fine, raga, ok? Tutti gli avversari devono stare ad almeno 2 metri dal punto della linea laterale da cui la rimessa deve essere eseguita, ok? Prima era a 2 metri da chi batte, nel senso questo fa la rimessa lunga, io sono dalla linea perimetrale, sono a 2 metri, quindi posso stare, ok? Hanno precisato che deve stare a 2 metri dalla linea laterale, quindi questa è la linea laterale e il giocatore può stare a 2 metri. Deve stare a 2 metri. Se c'è l'infrazione, il calcio di punizione in diretto. Se il gioco è ripreso, però. Se il gioco è stato ripreso, ovviamente. La munizione è calcio di punizione in diretto. Calcio di rinvio, il pallone deve essere fermo e viene calciato da un punto qualsiasi dell'area di porta da un calciatore della squadra difendente. Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente, quindi non deve più uscire dall'area di porta. I calciatori avversari devono... L'anno scorso in irregolare, questo regolare, quest'anno regolare. Se quando un calcio di rinvio viene eseguito uno o più avversari sono all'interno dell'area di rigore perché non hanno avuto tempo di uscire, l'arbitro lascerà proseguire il gioco. Se un avversario che si trova nell'area di rigore quando il calcio di rinvio viene eseguito tocca il pallone e lo contende prima che sia in gioco, il calcio di rinvio verrà ripetuto. Praticamente se un calciatore per inerzia si trova ancora dentro all'area di rigore e il portiere batte velocemente il calcio di rinvio, il giocatore può andare a contrastare il difensore che prende la palla, ok? Se invece un calciatore si trova apposta dentro all'area di rigore, se va a pressare il difensore, il calcio di rinvio sarà ripetuto. Se la ripresa viene eseguita rapidamente e l'avversario non ha realmente avuto il tempo di uscire dall'area di rigore, l'avversario non può interferire o impedire la ripresa del gioco, ma può intercettare il pallone una volta che è in gioco. Se un avversario rimane deliberatamente dentro o entra in area di rigore prima che la ripresa di gioco viene eseguita, questa deve essere ripetuta, non è necessario assumere alcun provvedimento disciplinare a meno che l'infrazione non si verifichi più volte, l'infrazione ripetuta. L'IFAB ha chiarito il 2 agosto che il portiere che alza con i piedi il pallone ad un compagno di squadra che di testa o di petto restituisce il portiere, il quale lo blocca con le mani e poi lo rilancia. L'opinione degli esperti tecnici arbitrali sul fatto che ciò rientri nello spirito delle regole è divisa, pertanto la questione sarà discussa dalla commissione tecnica IFAB. Fino ad allora questa pratica non dovrà essere consentita né dovrà essere punita. Se si verifica l'arbitro dovrà ordinare che il calcio di rinvio venga ripetuto ma senza assumere alcun provvedimento disciplinare. Praticamente il portiere che alza la palla, ok, lo alza così, il difensore di testa che la appoggia, voi fate ripetere il calcio di rinvio senza nessun provvedimento disciplinare. Ecco qua, il portiere la alza, fate ripetere il calcio di rinvio. Se è un calcio di punizione diretto, fate ripetere il calcio di punizione diretto. Pensavo fossero più intelligenti che sono arrivati a qua l'arbitro dice che deve ripetere.